Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi parliamo del fatturato. Ne parliamo per due precise motivazioni. La prima è che quasi nessuno ne conosce il vero significato e la seconda, la più importante, è che in molti ne travisano l'utilità. Partiamo quindi definendo cos'è il fatturato. Il fatturato è semplicemente la somma di tutti i ricavi delle vendite di un'azienda. A questo punto però è importante capire cos'è un ricavo. Per farvelo capire facciamo un esempio che semplifichi il discorso. La mia famosa azienda di grissini, se non sapete di che cosa sto parlando, la scheda qui sopra vi aiuterà, produce unicamente grissini. Grissini senza glutine, mi raccomando. Ciascun grissino, essendo senza glutine e quindi essendo fatto d'oro, costa 100 euro e i miei ricavi derivano solo dalla vendita dei grissini, quindi in base a quanti grissini venderò, avrò il mio fatturato moltiplicando il prezzo del singolo grissino per quanti grissini vendo. La somma dei miei ricavi e quindi il fatturato è di 2000 euro. Finora non c'è alcun problema, sono concetti sufficientemente chiari. Come si utilizza questo dato è il problema. Spesso nei notiziari vengono date informazioni riguardo al fatturato, come ad esempio la Barilla nell'ultimo anno ha aumentato il suo fatturato di tot milioni di euro. E fin qui non c'è niente di sbagliato, però è come viene letto questo dato che mi dà un po' di ansia. Questo perché le persone, quando sentono che il fatturato è in aumento o che ci sono grandi fatturati di un'azienda, pensano che quella sia un'azienda sana. E questo, attenzione, non è sempre vero, andiamo a capire il perché. Per capirlo però abbiamo bisogno di introdurre un altro piccolo concetto, quello di utile, e quindi statemi a sentire ancora un po'. Se il fatturato era la somma dei ricavi, l'utile è la somma dei ricavi meno i costi. Quindi utile uguale fatturato meno costi. Torniamo quindi alla mia azienda di grissini. Io ho fatto un fatturato di 2000 euro, però ne ho spesi solo 1500 per produrli, quindi sono inutile di 500 euro. Ed ecco che in questo modo si capisce se una società è realmente sana oppure no. Questo perché? Perché se io con la mia azienda di grissini, per avere quei 2000 euro di fatturato, avessi dovuto spendere 3000 euro di costi di qualsiasi tipo, ovviamente il mio utile sarebbe stato negativo e quindi l'utile negativo si chiama perdita e la mia azienda non sarebbe stata sana nonostante 2000 euro di fatturato. È chiaro che se il fatturato non comprende i costi, è un indice da prendere un po' con le pinze. Con le pinze o con le pinze? Non so mai dire le Z, scrivetemelo nei commenti. Ci sono infatti diverse aziende che producono milioni e milioni di fatturato, però sono in perdita, non hanno utili. Per capire quest'ultima cosa prenderemo come esempio due aziende reali italiane. La prima è Telecom e la seconda è Unicredit Banca. Telecom, azienda leader della telefonia italiana, ha prodotto un fatturato nel 2018 di 19 miliardi di euro. Anche Unicredit, uno dei maggiori gruppi bancari, ha prodotto un fatturato di 19 miliardi. Bene, se ci fermassimo al dato del fatturato, potremmo dire che queste due aziende stanno andando alla stessa maniera. Però abbiamo imparato che dobbiamo guardare l'utile delle due società, quindi andiamolo a vedere. Da una parte abbiamo Telecom, 1,4 miliardi di euro di utile, quindi fatturato 19 miliardi, utile 1,4 miliardi. Questo significa che togliendo tutti i costi, a Telecom rimangono 1,4 miliardi di euro. Unicredit dall'altro lato, a fronte di 19 miliardi di euro di fatturato, ha 3,8 miliardi di euro di utile, quindi quasi il triplo della Telecom. A questo punto, semplificando, attenzione, l'utile corrisponde a quanto si è guadagnato durante quell'anno. Quindi nel 2018 possiamo dire che Unicredit ha guadagnato il triplo di Telecom a parità di fatturato. Però c'è qualcosa che puzza qui. A che cosa serve fatturato se non ci dice quanto ha guadagnato un'impresa? Il fatturato è semplicemente uno strumento utile per capire le dimensioni di un'azienda. Vi spiego meglio con un esempio. La mia azienda che produce grissini è evidentemente molto piccola e vende localmente perché 2000 euro di fatturato capite che non siano più di tanti. Unicredit e Telecom invece fatturano miliardi, quindi hanno delle dimensioni esageratamente più grandi. Questo perché sono diffuse in tutto il territorio nazionale. Quindi riassumiamo un po' in conclusione. Il fatturato non ci serve per capire come sta andando un'impresa, per quello usiamo l'utile. L'utile è il fatturato meno i costi sostanzialmente, quindi quanto guadagna un'impresa, semplificando. Il fatturato invece ci serve per capire qual è il giro d'affari di un'impresa, quindi quanto è grande quell'impresa.
Bene, questo era tutto quello che volevo dirvi per questo video. Io vi invito a lasciare like se vi è piaciuto o dislike se non vi è piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina, ci sono un sacco di cose da fare. Ma soprattutto, come sempre, ci sono delle bellissime schede a fine video che arriveranno adesso, riquadrini, che vi indicano la playlist di pillole di economia e quella di economia pop, quindi guardatele entrambe che sono molto belle.